Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright. It's the return of the international dancehall sound coming back straight from the underground. Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia. Questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. Voglia di ballare un reggae in spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia, in una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva. Karaoke Guantanamera. Giuro, con te sono stato sincero, stavolta facciamo sul serio. Lui invece me sento come un sulle lumare, lui è in turidi, che poi mi innamoro davvero. Tu sei tutto ciò che volevo, stanotte facciamo tardissimo, la luna lassù. Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera, karaoke Guantanamera. E non vale se mi stringi così e non mi lasci andare. Tu ricorda, se grido il cielo mi ascolta, del resto cosa ci importa? Non chiedermi un'altra volta se ho voglia di ballare un reggae in spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia, in una piazza piena, per fare tutto quello che non si poteva. Ho voglia di, ho voglia di, ho voglia di, karaoke Guantanamera. Buonasera, buon sabato a tutti gli amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Napoli. Buona serata con, come al solito, Salvatore Alvino, e oggi in pomeriggio in musica neomelodica abbiamo anche il piacere di stare con noi il prof Gaetano Donatellis. Buonasera a te Salvatore, buonasera a tutti gli amici in ascolto, quelli vicini e quelli lontani. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Oggi è iniziato ufficialmente il nostro fine settimana. Fine settimana un po' anomalo a livello di temperature e situazione meteorologica, perché stamattina non so da te Gaetano, ma su Giuliano Caserta c'è stata qualche gocciolina d'acqua. Il sole non era presente in questa giornata, con i due schizzi d'acqua che ha fatto si è alzata più l'afa, più il caldo. Si stava meglio ieri, quando ci lamentavamo, diciamo, delle giornate calde di quest'estate incominciata alla grande. Gaetano? Vabbè, sabato anche da me questa mattina il tempo non è stato tanto buono, era incerto, è piovuto un poco, ma è servito solo, come dicevi tu, a far alzare ancora di più l'afa. Gaetano, nella zona ovest, diciamo, dove sto io, fuori Frutto, Soccavo, Pianura, è stato uguale dappertutto, diciamo. Gaetano, prima di incominciare, come ho già detto prima, il nostro pomeriggio ormai è diventato un appuntamento in sabato, quello del sabato del pomeriggio neomelodico, lascio a te, come facciamo tutti i nostri pomeriggi, per i saluti iniziali di tutti i gruppi Facebook. Eccomi, saluto i miei gruppi, tutta la musica che è nel cuore, il gruppo dei balli di gruppo, Donatellis, la famiglia, sceneggiati, serie TV e telefilm di altri tempi, Totò, Peppino la mala femmina, gli amici della scuola Roberto Bracco di Via Tevere Napoli, gli amici del gruppo Noi di Soccavo, gli amici del gruppo Quelli di Soccavo Napoli, i nostalgici, e la municipalità amministrata sempre dal nostro amico Giuseppe Puglisi.
mi associo sempre quotidianamente anche io ai saluti di tutti i nostri amici dei gruppi Facebook. In più vado ad aggiungere, come faccio ormai da oltre 2 mesi, i saluti ai amici che ci ascoltano dai gruppi WhatsApp, quelli di Maurizio Palumbo delle trasferte del Napoli, i ragazzi che ci ascoltano tutti i pomeriggi. Un forte abbraccio e un ringraziamento in particolare a tutti voi che ci ascoltate quotidianamente nei nostri appuntamenti pomeridiani di musica e non solo, perché come sapete Radio Napoli ha al momento 2 tipi di programmazione. Al momento facciamo dal martedì alla domenica i nostri pomeriggi in musica con vari generi di musica da ascoltare, vari artisti, vari anni musicali che ascoltiamo settimana per settimana con un vasto assortimento di musica, oltre poi a parlare un po' di quello che succede tutta la settimana, di informazioni, notizie, aggiornamenti che arrivano da tutto il resto del mondo. In più il lunedì, al momento lo stiamo facendo solo di lunedì perché ancora non deve partire ufficialmente la stagione calcistica dilettantistica qui in Campania. Stiamo facendo il nostro talk sportivo di Radio Napoli, non ci rompete il calcio. Gaetano, allora ritorniamo ad oggi, sono le 19:27. Per chi ci vuole ascoltare in diretta, ormai è una procedura consuetudine andare su Facebook, mettere il mitico mi piace sulla nostra pagina Facebook, che andiamo a ricordare che si chiama Radio Napoli. C'è come immagine del profilo al momento sempre il mitico cuore rosso disegnato all'interno il Golfo di Napoli con al fianco il logo del Napoli. Scarrellando verso il basso sulla nostra pagina ufficiale Facebook troverete il link in descrizione della nostra diretta. In più quando aprite questo link al di fuori della diretta che c'è un flash rosso dove c'è scritto live, sotto ci sono tutti i podcast di tutti gli episodi che abbiamo trasmesso ormai da 2 mesi a questa parte, per chi vuole riascoltare in qualsiasi momento la puntata o un genere di musica o un artista in particolare. Lo potete scegliere fra i nostri episodi. Vado sempre a ringraziare ormai come inizio trasmissione anche chi ci permette di farvi ascoltare musica, il nostro sito di appartenenza Spreaker.com e tutte le app di condivisione delle nostre dirette come Apple Music, Podcast Apple, la mitica applicazione mondiale Spotify. Trasmettiamo, Gaetano, ormai anche su YouTube, iHeart Radio, Google Music, ormai siamo presenti veramente dappertutto. Non hanno scuse chi ci vuole ascoltare. Gaetano ha qualsiasi mezzo, qualsiasi modo di ascoltarci, diciamo. Allora andiamo adesso con il primo brano in un programma di questo pomeriggio neomelodico. Hai scelto Franco Moreno in Bella Stella, giusto? Sì, volevo dare qualche notizia. Vai. Franco Moreno fa parte di una famiglia di artisti conosciuti in tutta Napoli e anche in Italia. È fratello di alcuni cantanti noti napoletani come Lino Capozzi, Stefano Fani, Franco Sereno, e anche lo zio di Gianluca Capozzi, che tu conosci sicuramente, di Salvatore De Capozzi. Allora, Franco Moreno praticamente, come hai detto tu, viene da una famiglia di artisti campani. Il nome reale di questa famiglia artistica è la famiglia Capozzi. Capozzi, Franco Capozzi, Gianluca Capozzi, Mario Capozzi, poi tutto il resto sono tutti nomi in arte che si sono creati qui a Napoli. Come pure il fratello maggiore, che io stimo molto e apprezzo da tanti anni, indovina chi è? Mario Trevi. No. Mario Trevi, Adesso oggi posso essere il tuo collega sul neomelodico e sulla classica napoletana
posso essere il prof 2, diciamo. Tu rimani sempre il prof number 1 perché sei sempre diciamo sul pezzo, sempre sai tutto, conosci tutto, anche la tua vasta età che ti ritrovi, perché ormai sei quel vecchietto che si incontra al parco, che conosce tutto. Quindi però su questo argomento anche io sono molto preparato, e quindi oggi ti faccio da spalla forte. A dire il vero, io sono preparato sui neomelodici di qualche anno fa. Di vecchia data, si può dire, di vecchia data. Vecchia data, come me, mi ritengono anziano, giovane. Ma ti faccio una domanda, proprio che secondo te chi è stato il primo artista neomelodico napoletano? Io lo so per certo. No, non lo so, ce ne avrei tante da scegliere. Però No, allora il primo non lo so. ho partecipato a una serata live di alcuni artisti. Se non mi sbaglio era proprio serata neomelodica, non mi ricordo di preciso, adesso non voglio peccare e dire una cosa errata. Comunque spiegarono chi era il primo artista neomelodico che fu inquadrato come artista neomelodico, perché si veniva dalla Napoli classica, dalle canzoni quelle là romantiche, dalla Napoli della musica della sceneggiata. È stato il trapasso dalla musica Napoli della sceneggiata e quella che ho detto prima della Napoli classica. Il Patrizio è stato il primo, era bambino allora, che ha cambiato, diciamo, il genere di musica cantato e interpretato a Napoli. E dalla nascita dei brani di Patrizio nacque lì la musica neomelodica. Allora, quindi è grazie all'artista Patrizio se adesso esiste questo termine neomelodico. Come pure possiamo ricordare all'epoca adesso sarà grande sicuramente, la Fortuna Robustelli. Fortuna Robustelli, sì, però Fortuna Robustelli ha partecipato più nel primo genere di musica, quella della Napoli classica, perché conosciamo tutti le sue interpretazioni sulla classica napoletana. Fortuna Robustelli poi è stata anche una spalla della musica della napoletana nei quelli della sceneggiata. Diciamo che come prima artista femminile a livello neomelodico possiamo mettere Cinzia Oscar, possiamo mettere Ida Rendano. Ida Rendano veramente dopo gli anni 86-87 incomincia con le prime interpretazioni in video sui canali privati, diciamo, conosci bene tu perché l'hai anche frequentato, l'hai anche visto per tante serie, il canale 21. Il canale 21 è stata proprio la prima platea per la musica neomelodica, è stata colei che ha permesso proprio l'espansione di questo tipo di musica, perché diciamo che dalle parti nostre è stata la prima TV privata, sì, dove poi tutti quanti approfittavano di andare lì a sfoderare i pezzi loro, diciamo, i brani, i videoclip. Prima si giravano, ti ricordi? Prima si giravano i videoclip delle canzoni. Come adesso è tutto un mondo di videoclip. Sì, diciamo che si è ritornato, esatto, Gaetano, si è ritornato un po' ai vecchi tempi, diciamo. Si è ritornato un po' alla base. Se ci fossero i videoclip non potrei preparare le mie clip. Le nostre clip che prepari tu sempre su Radio Napoli, belle. Anche la qualità che le monti, li fai anche in HD, veramente è una cosa bella da vedere. Allora, andiamo ad ascoltare il primo brano in programma di questo pomeriggio neomelodico di sabato 4 luglio 2020, Franco Moreno in Bella Stella. Ricordiamo che Bella Stella è del 2011. Lo andiamo ad ascoltare. Tutto si è nasconuto dentro a me, addonisce mai te povere. Tu sei l'anima mia, una goccia di sangue, che sente in te vene cammina.
non posso più vivere così. E a tutto il mondo lascia fa sapere che sto scoppiando a rinde, che sto male. Voglio a Luca che muore senza te. Oh no, tu in giro voglio scrivere, tutta gente da sapere che sono troppo innamorata pazza su te. E non tappeto ora voglio stendere, a tu passa sempre tu bella stella che nessuno ti appiccia più. Da oggi non mi voglio più a nascondere, o traguardo mio sei tu e da vita ma non voglio avere niente più. Ma già lo basta pensare in dall'anima, ma la bene libertà che la camera sta amore ma ci piglia, ma ci piglia. Tutti i discorsi miei parlano di te, perché ogni cosa tu piace a me. Ha già piccia per te una croce fuoca, e come un legno maccia consumata. Oh no, tu in giro voglio scrivere, tutta gente da sapere che sono troppo innamorata pazza su te. E non tappeto ora voglio stendere, a tu passa sempre tu bella stella che nessuno ti appiccia più. Da oggi non mi voglio più a nascondere, o traguardo mio sei tu e da vita ma non voglio avere niente più. Ma già lo basta pensare in dall'anima, ma la bene libertà che la camera sta amore ma ci piglia, ma ci piglia, ma ci piglia. Sia vita mia. E dalla mitica voce di Franco Moreno abbiamo ascoltato il primo brano in programma di questo pomeriggio in musica neomelodica, Bella Stella. Subito incominciamo col botto. Allora andiamo a leggere qualche informazione perché è uscita su questa giornata di 4 luglio 2020 dal sito, il nostro sito di riferimento, il Messaggero. Allora, Gaetano, devi sapere che la sindaca di Roma, la Raggi, ha creato un'app anti-assembramenti di bucani. Si chiama Roma al tuo fianco, è la nuova app lanciata dal Comune di Roma per gestire la fase 3 nella capitale. E non solo, diciamo, perché l'app poi la potete scaricare in qualsiasi parte d'Italia o parte d'Europa. Funziona così: si scarica l'applicazione e si segnalano gli affollamenti, ma anche i rifiuti abbandonati, i lampioni rotti e gli attraversamenti pedonali non visibili. Queste denunce anonime diventano poi visibili sulla cartina della capitale, che viene continuamente aggiornata. I dati raccolti, dice la sindaca Virginia Raggi, alimenteranno delle mappe di calore che consentiranno di visualizzare la diffusione dei fenomeni sul territorio. L'obiettivo è quello di consentire ai cittadini di verificare la situazione nei vari quartieri della città e così valutare i propri comportamenti e spostamenti. Potranno decidere per esempio se evitare di andare in alcuni luoghi dove sono segnalati sovraffollamenti.
Questo strumento servirà inoltre all'amministrazione e alle istituzioni per intervenire sui fenomeni segnalati e superarli attraverso una programmazione mirata delle attività. Gaetano, come la vedi tu questa iniziativa della sindaca romana Virginia Raggi? Sabato, che ti posso dire? Qua ognuno si inventa qualcosa per fare soldi, non lo so. Questa applicazione potrebbe essere utile anche se non ci fosse stato il coronavirus, diciamo, perché alcune cose andrebbero sempre segnalate. Io sto sempre a fare segnalazioni, mandare foto al sindaco di Napoli, ma... Diciamo che tu sei un attivista del quartiere Soccavo, diciamo, della tua zona. Mi interessa di parecchie cose, diciamo. Ti vogliamo, Vabbè, ti vogliamo alle prossime comunali, come circoscrizione, ti vogliamo presente sul territorio. Ma io ci sto pensando onestamente. Se qualcuno mi fa un'offerta ragionevole a livello di simbolo di partito, allora può essere che... Estrema destra, ce l'ho, estrema destra, Forza Italia. No, preferisco stare a casa chiuso. Lo sapevo, perciò te l'ho detto. Gaetano, che poi questa informazione che abbiamo detto subito dopo la andiamo a smentire, diciamo, perché purtroppo arrivano i dati dalla capitale sui dati del coronavirus. Solo per la giornata di oggi i contagi sono triplicati nel Lazio, 31 positivi, solo a Roma ne sono 14. Diciamo, poi nello stesso momento si va a... Sto leggendo adesso che in Italia in totale dai tamponi fatti... Hai i dati ufficiali, Gaetano? Diciamo semi-ufficiali. Vai, allora andiamo con i dati di oggi. Allora, oggi si dice che i contagi in tutta Italia sono 235 e purtroppo ci sono ancora 21 scusate, ci sono ancora 21 decessi. I casi, sempre i casi in aumento in Lombardia e in Veneto. Allora, arriva anche... per quelli della Campania, appena arrivano. Arriva anche un'altra informazione, però quando si parla che arrivano dall'America c'è sempre il fine di ironia. Melania Trump, l'abito firmato non convince i social, Donald lo ha scarabocciato. Si presenta Melania Trump a un incontro con il premier, un abito bianco con delle righe sopra disegnate. Non è stata molto di gusto sul mondo social. L'abito è un Alexander McQueen da 2000. Pensa, Gaetano, questo abito l'ha pagato un abitino, un classico abitino bianco scarabocciato di nero sopra. È un abito di un Alexander McQueen da 2.185 euro, ma i social non sono convinti. Scoppia l'ironia sull'outfit della First Lady Melania Trump per le celebrazioni del 4 luglio a Mount Rushmore, in Sud Dakota. Un vestito bianco con dei disegni molto simili ai semplici schizzi che suscita ilarità sulla rete. Gaetano, se tua moglie comprasse un abitino, non un abito abito da sera, abito da cena, un abitino della giornata, 2.185 euro, vogliamo sentire ufficialmente la reazione di Gaetano Donatellis. Se avessi i soldi da spendere come ce l'hanno loro, non farei nessuna reazione. È normale. Se io navigo tra i milioni e milioni di dollari e mi compro un abito da 2.500 e 3.000 euro, è come se ne avessi comprato uno di 300-400 euro. E arriva subito poi la risposta ironica dall'Italia, dalla famiglia di Chiara Ferragni. Torna a casa la cagnolina Matilda dopo le cure avute negli ultimi giorni. Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni, è tornata a casa dopo il ricovero in Svizzera. L'influencer e Fedez hanno pubblicato le immagini dell'inseparabile animale senza nascondere la gioia di riaverla e la paura per le sue condizioni di salute. Mati ha un tumore. È stata la stessa Chiara Ferragni ad annunciarlo in lacrime sul suo profilo Instagram. Ho avuto paura di perderla oggi. Chiara Ferragni subito oggi ha spiegato che mentre era in un meeting di un congresso la sua cagnolina stava male, ha abbandonato l'appuntamento che aveva per andare a soccorrere la sua amata cagnolina.
che poi se è stato solo un forte spavento, diciamo, la cagnolina sta bene. Allora, Gaetano, Chiara Ferragni si trova in una confession di lavoro, in un meeting istituzionale di lavoro, perché adesso è nato il nuovo lavoro, il lavoro oggi come si dice? Gli anni 2020, come lo interpretiamo al momento? Gli anni 2020, si può dire, no? Il 2020? Sì, si può dire. Che mestiere è? Mia mamma fa l'influencer, che mestiere è? Che significa? E in questi tempi è meglio non dire che abbiamo l'influenza, tu. Anche. No, l'influencer è quelli lì che sono persone che si mettono in mostra, diciamo, propagandando, facendo pubblicità, diciamo, promuovendo stili di vita, qualsiasi cosa. Influencer. Si mettono a casa, si mettono qualcosa di filmato addosso con le loro applicazioni di Facebook, Instagram, Twitter. Lo dice la stessa parola, no? Cercano di influenzare i loro articoli, i gusti. Bravissimo. I gusti delle persone. Vabbè, Gata, è meglio che ci andiamo a ascoltare il prossimo brano in programma. Vedete che in Campania oggi, io ci credo poco, comunque a questi dati, dicono che ci siano stati solamente 2 casi di contagio. Speriamo che sia vero, lo speriamo con tutto il cuore. Un altro contagio speriamo che non si allarghi e si manifesta in tutto il mondo come questa altra pandemia. Si dice che in Mongolia stiano girando alcuni casi di peste nera. Ho visto stamattina su Facebook qualche link che parlava di questa immagine di un bambino, poi hanno messo per far aprire i link, diciamo. Io questo che non sopporto, diciamo, sulle notizie, per intenerire le persone a premere, per prendere i click, diciamo, per andare a prendere i click dell'articolo, hanno messo un'immagine di un bambino, se ricordo bene, con una marmotta in mano, diciamo, che dorme con la marmotta. Appunto dicono che il contagio sia avvenuto mangiando carne di marmotto, una volta pipistrello, una volta marmotto. Gata, hai qualche informazione sul prossimo brano o lo andiamo ad ascoltare subito? Il prossimo brano dicevi? Povero Cuore, Ciro Rigione. Ciro Rigione posso dirti solamente che fino a qualche anno fa, diciamo a fine degli anni 2000, inizio anni 2000, era Ciro Ricci. Ciro Ricci ha cambiato il nome proprio perché c'era un caso di omonimia con il famoso cantante napoletano Franco Ricci. Allora tutti quanti credevano che fosse il figlio e il nipote, e allora lui ha cambiato nome e si fa chiamare Ciro Rigione. Andiamo ad ascoltare il brano Povero Cuore. Io quando sto insieme a te sento dentro di me che mi manca qualcosa, e quando sto insieme a chi mi viene un'angoscia volesse parlare di te. Se mi mancate per ora mi invento una scusa che
Povero cuore di Ciro Rigione, Gaetano, allora, povero cuore anche per il cuore della mitica Belen, Gaetano. Ormai sono settimane che la coppia Belen De Martino sta facendo rumors tra i gossip italiani. Si dice che tramite il sito ufficiale di Dagospia il ballerino tutti lo chiamano napoletano, che poi non è napoletano, è di Torre Annunziata, greco di dove e non è napoletano. Torre Annunziata, Partimmo a terra arena. Diamo a Cesare quello che è di Cesare, perché Ador non è Napoli, Ador. Voglio bene agli amici di Torre Annunziata, Torre del Greco, li voglio bene anche se ci ascoltano in tanti da quelle zone. Però andiamo a mettere i puntini su lei, perché io conosco Gaetano. Tu hai mai sentito qualche amico, oppure quando hai fatto il militare, di solito li becchi quando fai il militare, queste persone che dicono di dove sei? Di Napoli? Ah sì, di dove sei? E Regala, Avellino, addirittura Avellino, Benevento. Io sempre becco persone, sì, Napoli, pure io sono paesano, pure io sono anche Napoli, e sì, Castellammare. I Castelloni. Voglio bene, attenzione, non abbiamo niente nei confronti di queste persone, però perché non dichiarare le proprie radici? Che vergogna c'è? Si abiterei a Regale, a Cavallina, a Benevento, io sarei partecipe, un azionista del territorio, del mio posto, diciamo. La cosa più bella è amare i colori della propria terra, diciamo. Non c'è cosa più bella a dimostrare un segno di appartenenza. Che poi io sto dicendo queste parole, però Gaetano, nello stesso momento mi contraddico anche, perché voglio rispondere anche a tutti coloro che ogni volta che io faccio questo argomento, per esempio, ritorniamo sul calcio, la notizia che andiamo poi ci porta sul calcio, mi arrabbio con i tifosi della Juve, no? Ma a prescindere siano napoletani, casertani, siciliani, io dico perché tifare per una squadra che non è la tua terra, che non è il tuo senso di appartenenza, specialmente i siciliani. Poi mi faccio mille litigate con gli amici di Catania. C'è un gruppetto di amici di Catania che tifano tutti quanti per la Juve, e io faccio: ma perché? Ma tu avete il Catania, siete una bella terra, una bella isola, una bella appartenenza, avete una storia da raccontare, da difendere, quello che l'altro. No, perché non vincono, perché il Catania non vince, tifano la Juve solo perché è forte e vince, capito? No? Però dicono vicino a me, perché tu poi mi girano la domanda, che io nei miei confronti, perché non lo so se tu lo sai, io non sono tifoso dell'Italia, diciamo, io non mi vedo mai una partita dell'Italia, diciamo, non sono un patriottista italiano. Qualcuno l'ha capito, qualcuno no, perché io non mi sento figlio d'Italia, non mi sento tutelato dallo Stato italiano, non mi sento di appartenere allo Stato italiano. Sono un ragazzo del sud, sono una persona del sud, difendo il mio sud, e per me il mondo catalano, il mondo neoborbonico, il mondo spagnolo, il mondo del Regno delle Due Sicilie è il mio senso di appartenenza, diciamo. Allora spero che un giorno si dividerà l'Italia da questa tirannia e soppressione che arriva dalle regioni potenti del nord Italia. Se per caso un giorno nascerà un movimento politico di questo come lo parlo io, diciamo, stile neoborbonico, sarò il primo attivista territoriale in Campania. Ci sta. Vabbè, ma a livello politico non c'è proprio una bandiera che è ufficialmente entrata nei canali politici, capito? No? Esiste il gruppo organizzato, ho fatto anche parte a qualche riunione, te l'ho raccontato pure in passato, ci sono dei gruppi di neoborbonici che anche a livello di vestiario e a livello di appuntamenti si vedono il sabato mattina o la domenica mattina a piazza Trieste e 30 al mitico caffè del professore, con sigari, cappelli e giacche stile neoborbonico, fanno dei discorsi patrioti, diciamo, è più... No, non voglio dire neanche una setta, perché è una brutta parola dire che è una setta, diciamo. Sono degli attivisti neoborbonici che condividono il pensiero culturale di quel periodo,
però non esiste, proprio una schiera politica, diciamo, una lista civica, un qualcosa di ufficiale. No, fino adesso non si sono mai presentato questo volevo dire, nessuna elezione. Allora andiamo di nuovo sulla notizia di Belen. Belen Rodriguez, il gossip su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. La showgirl intanto festeggia vestita di bianco. Il presunto triangolo Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sta monopolizzando da ore l'attenzione mediatica. E mentre il ballerino si affretta a smentire sui social, la showgirl si gode il mare di Capri e la festa di compleanno a cui è stata invitata. In una storia su Instagram, ormai tutti quanti qua parlano tutti quanti su Instagram, è apparsa in abito da sera bianco con un pizzo di coda. Invece il marito Stefano De Martino va dando smentite a destra e a sinistra di questo presunto rapporto con la Marcuzzi, perché ci sono da mezzo delle famiglie e dei figli da difendere. Tutto smentito in una dichiarazione: godetevi l'estate e fatevi una vostra vita, è stato un commento a caso del conduttore di Made in Sud. Diciamo è tutto smentito. Allora che è tutto smentito. Sono amici, sono famiglie che sono amici tra di loro, diciamo, escono in barca, fanno una vita diversa, loro vanno sulla barca di Belen va sulla barca del marito della Marcuzzi, non dico fanno i scambi di coppie, però sai, questa è tutta gelosia nei panni di queste persone che hanno, perché secondo me, come è giusto anche che sia, con lo stile di vita che fanno, i soldi che hanno, chi va sulla barca di qua, chi va sulla barca di là, chi va a fare bagno, sono cose che non potremmo mai capire noi comuni mortali, diciamo, di come vivere una relazione a quei livelli, diciamo, no, è tutto diverso da una vita normale. Allora andiamo parlando di Stefano De Martino, sì, dei Torri. Ti sei mai chiesto perché i Torri hanno lo stesso accento dei puteolani, gli abitanti di Pozzuoli? Allora, dicendomela così, non conosco la risposta, però non so se c'entra qualcosa, essendo uomini di mare, uomini di porti, il porto e il mare, c'entra qualcosa? Sì, è perché secoli fa, precisamente nel 1538, ci fu l'eruzione del Monte Nuovo. All'improvviso comparve questo monte verso il lago di Lucrino, non so se hai mai fatto caso, sì. Si chiama Monte Nuovo. Sì. L'eruzione avvenne in fasi alterne, diciamo, ci volle quasi una settimana, 15 giorni per far emergere il Monte Nuovo. I puteolani, presi dalla paura e dallo spavento, molti fuggirono verso Napoli e molti con le imbarcazioni andarono di fronte a Pozzuoli, c'è proprio tutta la costiera, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare. Le radici puteoli di all'epoca si sono trasferite tramite mare. Okay. Crearono lì delle colonie e poi mi sorprende, guarda, mi sorprende, ma una cosa rara, il mio prof è unico, non lo sapevo, veramente. Una lezione di storia alle ore 20 qui su Radio Napoli di sabato. Allora andiamo adesso con il prossimo brano in programma. C'è l'artista Alessio, il brano che Gaetano ha scelto per lui, per questa scaletta di questo pomeriggio, si chiama Buon compleanno. Hai qualche informazione su questo brano? Allora, è tratto dal suo album Emozioni della nostra età ed è stato pubblicato nel 2010. Alessio in Buon compleanno. Mi pare strano ma stasera gli stucci tuoi guardano a me, si legge tutto un po' fa male,
di me. È colpa mia se oggi ho sbagliato. Quei pochi minuti hanno fatto male a te. Buon compleanno amore mio, perché sti 18 anni tuoi. Stasera festa più importante insieme a te, ma così io mi credevo fra infidato, più importante ero solo io. E la tua rabbia mo m'accira e manchi in te fotografie. E tu volessi stringere in te braccia, cercando scusa con 200 rose. Perché sono pazzi e sono gelosi. E ora se non fai pace con me. E non lo fa vincere st'orgoglio. Pochi minuti e tu vai via. Due regali a tanta gente. Il preferito scappa via. Almeno video tu regala. Stasera strigna della forte a te. Buon compleanno amore mio, perché si 18 anni tuoi. Stasera festa più importante insieme a te, manco solo io. Io mi credevo fra infidato, più importante ero solo io. La tua rabbia m'accira e manchi in te fotografie. E tu volessi stringere in te braccia, cercando scusa con 200 rose. Perché sono pazzi e sono gelosi. E muore se non fai pace con me. Ed eccoci qua, subito ritornati rigorosamente in diretta. Abbiamo passato da 4 minuti le ore 20 del nostro pomeriggio neomelodico qui su Radio Napoli. Ricordo sempre che per chi vuole ascoltare la diretta di Radio Napoli in pomeriggio neomelodico basta andare sui nostri profili ufficiali Facebook, quelli di Salvatore Albino o Gaetano Donatellis, e cliccare sul link in descrizione, oppure andare sulla nostra mitica e ufficiale pagina di Radio Napoli. C'è il link in descrizione anche lì, pomeriggio neomelodico, cliccate sopra e ci ascoltate in diretta. Andiamo subito di corsa in questo pomeriggio in musica napoletana. Dopo qualche notizia vi voglio far ascoltare un po' di musica, perché è una bella scaletta preparata dal nostro prof Gaetano Donatellis. Dopo aver ascoltato Alessio in buon compleanno, vi voglio fare ascoltare velocemente il prossimo brano in programma di Franco Moreno. Il brano si chiama Maria Celeste. Impazzire stai facendo, amore mio, dannato stai facendo, vita mia. Parla una volta sola, io ti vorrei,
ma non lo può capire se non mi stai a sentire. Te può pentire. Maria Celeste, sto nome tu è una festa, ma è che ne falsità. Maria Celeste, stai scarpe sanno bene, tu non conosci che è la sincerità. Si facile ingannare, si facile giurare, ti piace pazziare. E pazziare chissà, quando io non ho spina di pugno e finisce pazziare. Maria Celeste. A te ti sta perdendo sta pazzia, a me mi sta accendendo la gelosia. Soffrire tu stai facendo a mamma tua e non lo può capire se non ci stai a sentire. Ci fai morire. Facile ingannare, si facile giurare, ti piace pazziare. E pazziare chissà, quando io non ho spina di pugno e finisce pazziare. Maria Celeste, puro cielo stasera sta in festa, sa veste celeste, che tu stai in braccio a me. Prof, cosa ti ricordava questo brano di Franco Moreno, Maria Celeste? Mi ricorda i miei tempi trascorsi quando mi dilettavo a filmare varie cerimonie come matrimoni, cresimi, battesimi, e questa canzone veniva cantata ovunque e sempre. Un'altra cosa bella delle canzoni, diciamo neomelodiche, queste qua degli anni 80, degli anni inizio, ma anche fino agli anni 90, diciamo che parecchie strofe, parecchie frasi usate da queste canzoni, diciamo che le usiamo anche nel nostro quotidiano per ironizzare su qualcuno, su qualcosa. Per esempio quando chiama Maria Celeste, per esempio quando stai con qualcuno e chiami la moglie, la fidanzata, la chiami e non ti ascolta, non ti sente, se qualche volta l'avrai detto anche tu, no? Che da questa frase si dice, diciamo, chiama Maria Celeste. Sì. Mia moglie si chiama Maria Carmela. Esatto.
Allora andiamo di corsa subito. Oggi mi sento che vi voglio far ascoltare musica, perché sono tutti musica bella, ascoltabile, spero e già so che la maggior parte di voi, sempre per gli amanti del genere, attenzione, per gli amanti della musica napoletana, ogni volta che state ascoltando un brano che stiamo mettendo in diretta qui su Radio Napoli, lo state cantando a squarciagola anche voi, diciamo, perché quello detto prima a Gaetano offline, diciamo, mentre il brano andava in diretta, oggi ho alzato anche il volume della musica in cuffia, perché ha detto oggi, al di fuori di fare la puntata, me la voglio ascoltare, perché sono i brani che mi piace cantare, diciamo, e mi piace soprattutto ascoltarli. Andiamo subito di corsa con il prossimo brano in programma, dalla mitica voce di Franco Calone, Nu bene ca nu more. Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non è così. Magari ne fossimo sposati, ma tu ci pensi a Mardumia mi ci dà con te, e che volessi chiudere la vita, potessi girare il mondo dentro e fuori, ma nata come te sicuramente io non la incontrassi più. E ringrazio a te che sei stato tu, camerata nata volta vita per niente. Io mi allontanassi da te, quanta notte che passa scivolata soffrendo per st'amore, pensando a te che da dormo conato non sai come sono. Più tempo passa e più tinta sto cuore si fa rosso dolore, ma voglio solo a te. E quando la solita per noi non sapremo più, ma posso fare lontano le mani volevo vedere. E nata in oscura sta vita tornavamo a soffrire, passa sempre vicino. E quando la cerca per noi non sapremo più, ma posti cuore lontano le mani volevo vedere. E nata dentro oscura sta vita tornavamo a soffrire, passa sempre vicino. E quando amore per verità. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Franco Calone, Nu bene ca nu more. Gaetano, ti voglio fare una domanda in diretta. Lo sai la moglie come si chiama di Franco Calone? No, io posso dirti lui nella vita reale come si chiama. È un artista napoletano, è un artista nota della musica napoletana, l'abbiamo anche nominata prima. La moglie di Franco Calone è Cinzia Oscar.
Cinzia Oscar, sì. Sì. E adesso c'è anche il Sì, figlio. anche che io conosco la famiglia di Cinzia Oscar perché sono i vicini di casa. Adesso c'è anche il figlio di Cinzia Oscar e Franco Calone che sta emergendo, diciamo, nella musica neomelodica napoletana. È uscito con un singolo che si chiama Tagge Portata una Rosa, Marco Calone. Adesso ve lo faccio anche ascoltare. E è andato subito alla ribalta dei riflettori con migliaia di visualizzazioni e click. Veramente è l'artista napoletano del momento. Su Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, di tutte le varie applicazioni musicali, è tra i trend più gettonati in classifica. Si parla solo di questa canzone. Il brano si intitola Tagge Portata una Rosa. Vi faccio ascoltare la mitica voce di Marco Calone. sai come muore per te, che ne sai sto triste non ne guardo mai, che ne sai che mi fai se tu senti parlare, che mi fai che sta voce non mi scorda mai. Tutte notte s'addorme con me e per tu fa capire tacci portate una rosa, se io cuore tremo ciò sta succedendo qualcosa, se mi può far sta buona a me ma basta non mi passa, non c'è sto piccerino per io paradiso e per tu fa capire sto accarezzando sti mani che voglio te sentire vicino a me piano piano e se facciamo amore ci fermiamo rimane ma non mi fa pensare che prima troppo scompare. Sto capire quello che fa, manco tempo parla, tu mi dai, t'accompagno si torna va. E per tu fa capire, tacci portate una rosa, se io cuore tremo ciò sta succedendo qualcosa, se mi può far sta buona a me ma basta non mi passa, non c'è sto piccerino per io paradiso e per tu fa capire sto accarezzando sti mani che voglio te sentire vicino a me piano piano e se facciamo amore ci fermiamo rimane ma non mi fa pensare che prima troppo scompare. Ed eccoci qua, vi ho fatto ascoltare dalla voce di Marco Calone Tagge Portata una Rosa, brano che nell'ultima quindicina di giorni sta spopolando sul web con visualizzazioni e click.
Adesso andiamo dal maestro della musica napoletana, dal mondo del neomelodico. Vi voglio far ascoltare dalla mitica voce del maestro Nino D'Angelo il mitico brano che ha scritto pagine di storia qui in Campania, a Napoli e non solo. È uno dei primi brani che esibisce in tutti i suoi concerti da qualsiasi parte del mondo, Nino D'Angelo in Sud e Still. Ricordiamo che è un brano del 1983. Esatto. E sembra ieri che è uscito. Ve lo faccio ascoltare. Non si più la stessa come si cagnate, non si più quella caccia conosciuta, abbascia le tare innamorate, ci sembra d'amore sotto stelle, ancora mare sopra mare, i nostri piedi nudi erano bagnati, contavamo quei vase cavallone e ci trovavamo nudi tutte e due. Come era bello di tutta spogliata, quel corpo ormai bagnato era salato, con una lacrima resiste a prima volta. Poco l'estate me lasciaste tu, ma sei tornata ma non sei più tu, quel tuo viso da bambina l'hai truccato, e sotto stelle vola te pensare come una moto che vicino a me. Questa canzone cerchi di scordare, ma sta canzone è dedicata a te. La 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 una canzone cerchi di scordare, ma sta canzone è dedicata a te. Ma sotto stelle sono abbandonate, vago cercando a te come una moto, ma è troppo tardi, tu appartienati, e che sto secondo me già sei perduto. Mi era bello di tutta spogliata, quel corpo ormai bagnato era salato, con una lacrima resiste a prima volta. Poco l'estate me lasciaste tu, ma sei tornata ma non sei più tu, quel tuo viso da bambina l'hai truccato, e sotto stelle ora te pensa come una moto che vicino a me. Questa canzone cerchi di scordare, ma sta canzone è dedicata a te. La 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 E dalla mitica voce del maestro Nino D'Angelo abbiamo ascoltato il brano Sotto e Stille. Gaetano, ci sono dei saluti da fare per caso? Sì, in questo momento ho visto che alcuni hanno messo un mi piace sul link della trasmissione, e sono Agostino Donatellis, mio fratello, Emanuele Donatellis, che penso ci stia ascoltando da Lione in Francia,
Tutto qua allora, perché dalle statistiche vedo che arriva un click dalla Francia, da Liura, non sapevo che era il nostro parente, diciamo. È un mio cugino, sì. Un abbraccio a tutti e grazie. Mia cognata Anna Giacopelli, mia cognata Rosaria Russo, e stranamente vedi che ci sta seguendo anche mio figlio Giuseppe Donatellis. Un abbraccio a tutti, buonasera a tutti e grazie, che spero di alletarvi questo pomeriggio, un sabato sera, in dolce compagnia e ascoltando un po' di musica napoletana. Gaetano, adesso andiamo subito con il prossimo brano in programma, dalla mitica voce di Mauro Nardi. Facciamo ascoltare Innamorarsi. Abbiamo qualche informazione su questo brano o vado per l'ascolto? Vai per l'ascolto, vai. Mauro Nardi, Innamorarsi. Sapessi come tremare la paura, perché con te non sono mai sicuro e giustamente non sei mai contento. Ti stai pigliando pure la vita mia, ma non lo sanno i 18 anni tuoi. Chissà se è solo colpa mia o l'ha voluto Dio. Innamorarsi, che vado come brutto ci succede. Innamorarsi, che sforte che è voluto appena ieri. Innamorarsi, pure ci deve nascondere una padrone. Se ne faccio cuore, ma bisogna forse di vedere. Ma che già fa, sono vigliacchi senza nome scurne, chiudo la caccia e chiudo mani e bene, facendo guerra a chi ci appartiene. Eh sì, quando sto sulla sera con me stesso, si pensa che se non ti avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentate. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco tempo che ti ronca. E sai che rimane tutto stanco e gli trema troppo la paura, perché st'amore non serve a niente. Innamorarsi, te vado come brutto si succede. Innamorarsi, che sforte che è voluto appena ieri. Innamorarsi, pure ci deve nascondere una padrone. Serva sto cuore, ma bisogna forse di vedere. Ma che già fa, sono vigliacchi senza nome scurne, chiudo la caccia e chiudo mani e bene, facendo guerra a chi ci appartiene. Sono vigliacchi senza nome scurne, chiudo la caccia e chiudo mani e bene,
Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Mauro Nardi il brano Innamorarsi. Gaeta, tu quante volte ti sei innamorato nella vita? Queste è violazione della privacy, non posso parlare in diretta. Io 4 volte mi sono innamorato della mia vita, lo dico molto... No, penso più di 10. Mi sono innamorato la prima volta quando ho conosciuto mia moglie, mi sono innamorato la seconda volta quando è nata la mia prima figlia, mi sono innamorato la terza volta quando è nato il mio secondo figlio e mi sono innamorato la quarta volta quando è nata la mia terza figlia. È facile, visto come ti ho risposto appena. Allora devo mettere mia moglie, i miei figli e i miei nipoti. E allora arrivo a 20 volte. Comunque volevo salutare perché ho avuto in questo momento dei click dall'altro gruppo, poi il gruppo dei balli di gruppo. Salutiamo il nostro amico Giuseppe Miliziano e le nostre amiche Tonia Minopoli e Rosi Capuano. Buonasera a tutti voi. Buonasera a tutti e grazie per l'ascolto in questo pomeriggio, anzi adesso si può dire in questa serata di pomeriggio in musica con il genere neomelodico napoletano. Andiamo ad ascoltare di corsa il prossimo brano in programma dalla mitica voce di Maria Nazionale. Vi faccio ascoltare Ragione e Sentimento. Stai allenando la volta, ma perché non è rilassata? Tu sei scema, sei cretino, tu sei troppo innamorata. Quanti volte tu l'aspetti ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metto come fosse un cappotto. Cagni tutte le seriette quanti corna che t'ha fatta. Che stai male se ne fotte, non lo vedo che t'ha fatta. È arrogante e prepotente, chi l'infame non mi niente. Chi l'è sotto non ti sente, non è te nei sentimenti. Io questo volo amo. Pure lui ci sa pigliato perché sto mi si ciecato. Ma non mi sento bene. Ma ne pierde attaccato, stai campando incatenato. Tutta me stessa non amo. Moralmente da distrutto, non lo tengo con un piede. Per l'essenza della vita. Come fosse cioccolato, roce da mangiato. Terribilmente lo amo. Sembra che la televisione tu trascuro con pallone. E fuoco che mi fare. Mo t'appicci, mo t'aietto come fosse sigaretta. Da capo bene io l'amo. Quanti sere li aspettate, quanti pale che pigliate. E non mi voglio studare. Ma perché ci tiene ancora se ti sto messo senza cuore? Perché? Scema che aspetta vola assai. Io no. Che là è tutta infamità. Sono innamorata. Ma sta con che là là. Io perdono. Ti torno a tuzzuliare. Ma io lo amo. Bene, fa amore se ne va. Sono innamorata. Tutte luce s'ha rubato segno e croce. Quando parla non ti sente, non ti fanno complimenti. Non ti porto un regalo perché è troppo materiale. Non sparagno una guaglione, non piezzi ma scalzone. Ma io questo volo amo. Tu stai sempre trascurato, ti stai sempre indurtato. Ma non mi sentono bene. Tu non vuoi sentire ragione, si nasce e non si può. Da capo bene io l'amo. Metti troppo sentimento ma non ti rimane niente. E non mi voglio studare. Ogni cosa fa una guerra e ti butta sottoterra. Perché? Scema che aspetta vola assai. Io no. Che là è tutta infamità. Sono innamorata. Ma sta con che là là. Io perdono. Ti torno a tuzzuliare. Ma
sei troppo innamorato. Quanti volte tu l'aspetti ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metto come fosse un cappotto. Cagni tutte le sere lietto quanti corna che t'ha fatta. Che stai male se ne fotte, non ho vita che t'ha fatta. Gaetà, si stai male se ne fotte, non ti vita che t'ha fatta. Questa è pura verità, è poesia di Maria Nazionale. Allora, prof, si è fatta una certa ora, sono le 20:37 minuti primi, si è fatta ora di cena. Ci andiamo a mangiare questo mitico panino che mi sta creando la mia mitica mogliettina, panino pub con porchetta di riccia, provola di agerola e patatine fritte, pieno di ketchup e maionese. Minimo me ne mangio 2 stasera. Però mi dite che patatine fritte sono di Alfraculo. No, le patatine fritte. Oggi siamo stati al supermercato, stranamente oggi sono andato incontro a mia moglie, che di solito io devi sapere, le patatine fritte amo quelle tagliate fresche, diciamo, dalla patata fresca fatta al momento. E appunto, diciamo, le patate vengono da Alfraculo. Non lo sapevo, una cosa che non sapevo. Adesso mi ho imparato una cosa, stasera mi ho imparato 2 cose. Perché a Torre parlano con me puzzolano e i patana rovenano. È sempre un piacere fare le trasmissioni con te, perché mi impari molte cose. Stranamente ho detto stasera, ho visto una bella patata bella larga doppia tagliata in un banco frigo di surgelato, ho detto assaggiamo questi, può essere che sono buone, facciamo una prova. Tu che mangi stasera? Io mi sono fatto un piatto, sto preparando mia moglie un piatto freddo, linguine con pomodori e mozzarella. Linguine? Non si fanno molle le linguine? No. Di solito la pasta fredda si fa o tortiglione, a penna a candela, si fa a farfalla. E ci abbiamo messo un po' di amido nell'acqua di cottura. Ah, ok. Allora, Gaetano, prima di andare con l'ultimo brano in programma, lascio a te, come sempre, i saluti finali della nostra trasmissione. Io li faccio in pochissimo tempo, saluto tutti gli amici dei miei gruppi, gli amici vicini e lontani, e vi abbraccio tutti con un forte abbraccio circolare. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti gli amici dei gruppi capitanati da Gaetano Donatellis e il gruppo anche Facebook, quello capitanato da Giuseppe Puglisi. Un saluto agli amici che ci ascoltano come sempre tramite WhatsApp, i ragazzi delle trasferte di Maurizio Palumbo, i ragazzi del gruppo WhatsApp Noi Nostri Phone. Un abbraccio a chi ci ascolta tramite Spotify, tramite Google Music, iHeart Radio e tutti i canali di musica, tutte le applicazioni di musica. Un ringraziamento doveroso da parte mia, Salvatore Albino, nei vostri confronti, che ascoltate musica in qualsiasi momento della vostra giornata. Un abbraccio di vero cuore a tutti, lo vorrei dire in tutte le lingue del mondo, perché è entrato Gaetano nelle statistiche di ascolto un nuovo paese, il Paraguay. Ci ascoltano anche dal Paraguay. Non so come ringraziarvi in tutte le lingue del mondo. Gaetano sulla puntata di domani si preparerà sicuramente i saluti iniziali e finali in tutte le lingue del mondo, del Centro America. Il Paraguay lo possiamo salutare in spagnolo, perché sono di lingua spagnola. Diciamo solamente gracias a todos e loro dicono io dico sempre buona stata. Grazie mille a tutti. Rinnovo l'appuntamento con il pomeriggio in musica domani, flash d'orario sempre dalle 19:15 ci saranno gli aggiornamenti domani in mattinata sulla nostra pagina ufficiale di Facebook Radio Napoli. Un caloroso abbraccio e un buon sabato sera da parte mia, Salvatore Albino, e come al solito da Gaetano Donatellis. Potrei fare un saluto dall'ultimo momento, se ci sta ascoltando il nostro amico Salvatore Scotto, che salutiamo tanto affettuosamente. A Salvatore Scutto, come tutti gli ascoltatori che ci ascoltano in diretta, gli andiamo a dedicare dalla mitica voce di Angelo Femao Tu sia fin Romun. Buonasera a tutti e buon fine settimana. Buonasera.
pensa a te, si suona a te, sono cotto d'amore, voglio solo te. Con quella gonna corta mi fai girare la testa, ho una voglia matta di baciarti ancora, tutte voglie d'amore, sei tu primo pensiero, sei tu quella perfetta, tu sia fine romune, già sento che ti amo, tengo una voglia matta di averti tra le braccia, lo sai non ti resisto, con te non ci riesco, ti penso notte e giorno, sai, dammi un'occasione e vedrai che non ti pentirai. Parlami di te, delle tue storie, di tuoi sogni, della tua vita, della musica che ascolti, mentre ti guardo già tutto migliora, con i tuoi movimenti mi spegni e mi accendi. Con quella gonna corta mi fai girare la testa, ho una voglia matta di baciarti ancora, tutte voglie d'amore, sei tu prima pensiero, sei tu quella perfetta, tu sia fine romune, già sento che ti amo, tengo una voglia matta di averti tra le braccia, lo sai non ti resisto, con te non ci riesco, ti penso notte e giorno, sai, dammi un'occasione e vedrai che non ti pentirai. Si pensa a te, si suona a te, sono cotto d'amore, voglio solo te. Con quella gonna corta mi fai girare la testa, ho una voglia matta di baciarti ancora, tutte voglie d'amore, sei tu prima pensiero, sei tu quella perfetta, tu sia fine romune, già sento che ti amo, tengo una voglia matta di averti tra le braccia, lo sai non ti resisto, con te non ci riesco, ti penso notte e giorno, sai, dammi un'occasione e vedrai che non ti pentirai.